Presidente, quanto è importante parlare ai giovani degli incentivi statali per avviare nuove attività imprenditoriali? Ma è importante nella misura in cui purtroppo assistiamo sempre più spesso all'esodo di tanti ragazzi che per trovare lavoro vanno fuori da Sicilia. Questo penso che non ce lo possiamo permettere, i ragazzi, i giovani sono una risorsa estremamente importante per la Sicilia, ma direi per tutte le regioni d'Italia, per cui queste misure vanno in questa direzione, cercare di aiutare tanti giovani a intercettare finanza agevolata e permettere loro di rimanere nelle proprie province, nella propria regione, cercare di in qualche modo attivare dei processi virtuosi che possono intraprendere nuove attività commerciali, nuove attività imprenditoriali, e comunque queste misure vanno anche incontro a chi ha già un'impresa e magari ha un progetto, un'idea imprenditoriale da sviluppare. Avete avuto dei progetti da parte degli studenti del Polo Universitario di Agrigento? Ci sono delle idee progettuali che sono in corso di disamina, e questi convegni vanno proprio in questa direzione, perché comunque c'è l'opportunità per tanti giovani che nella fase post convegno possono in qualche modo incontrarsi con gli esperti di Invitalia e proporre le proprie idee progettuali, e se vanno bene addirittura queste idee possono essere valutate positivamente anche nell'immediatezza, e questa è un'opportunità, ritengo, abbastanza importante. Dottore Glorioso, quali sono le misure che vengono presentate oggi ai giovani? Oggi ai giovani verranno presentate le misure agevolative che Invitalia gestisce e che ha in campo per favorire la nascita e lo sviluppo delle nuove imprese, soprattutto il Resto al Sud, nuove imprese a tasso zero, Cultura Crea, Smart Start e imprenditoria femminile. Queste sono le principali misure oggi a disposizione dei nostri giovani per avviare un'attività di impresa. Professoressa Prescia, un convegno per arginare il fenomeno dei cervelli in fuga, perché l'università forma ma proietta anche verso il mondo del lavoro. Sì, siamo qui ad Agrigento, il polo universitario di Unipa è felice di condividere questa iniziativa con la sua impresa Invitalia proprio per supportare la crescita anche imprenditoriale dei nostri giovani del Sud, che devono restare al Sud. Dobbiamo invertire questo processo di fuga dai cervelli. Sono convinta che attraverso la formazione e una progressiva acquisizione di consapevolezza potremo fare molto per la nostra terra, per il nostro straordinario panorama e patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale. Cultura e economia possono andare a braccetto se sono declinate in maniera virtuosa e intelligente. Dobbiamo metterci insieme tutti a supportare i giovani. Oggi non è solo un convegno, ma verranno anche presentati dei progetti, delle idee progettuali. Sì, ritengo di sì, sicuramente architettura ne presenta una, ma non dico altro perché diciamo devo lasciare la suspense. I ragazzi si sono messi in gioco, sì, hanno provato e andremo avanti su questa strada. Dottore Cassata, qual è il ruolo di Unicredit? Noi siamo banca partner di iniziative come queste perché crediamo che sostenere la nascita di nuove imprese, soprattutto in Sicilia, sia per l'occupazione giovanile, sia in generale per la rigenerazione del tessuto economico e sociale di tutto il territorio, sia fondamentale. Quindi siamo partner insieme a Invitalia, in particolare della misura Resta al Sud, una misura veramente che può consentire a tantissimi giovani liberi professionisti di accedere a un finanziamento, una parte a contributo a fondo perduto, una parte con un finanziamento a tasso zero per aprire una nuova attività. Gli ambiti di applicazione sono amplissimi, l'istruttoria è veloce, in tempistiche ben definite fra noi ed Invitalia, quindi diciamo è una misura in cui crediamo, in cui abbiamo investito e vogliamo sostenere appunto tutti i nostri giovani. Voi studenti del secondo anno di architettura oggi avete presentato un'idea progettuale, in che cosa consiste? Sì, abbiamo presentato un'idea progettuale e a tutti gli effetti un'analisi si può definire di mercato degli immobili che appunto stiamo prendendo in considerazione di una microarea di Agrigento attualmente.
Per l'appunto lo scopo è quello di creare una banca dati dove immagazzinare tutte le informazioni possibili per quanto riguarda gli immobili che dal 2017 al 2022 sono stati per l'appunto venduti, anche per riuscire a capire gli incrementi e i decrementi che per l'appunto nel corso degli anni ci sono stati, soprattutto anche con l'avvento della pandemia e con l'attuale ripresa appunto dell'attuale vita normale che stiamo vivendo in quest'anno. Il Lions Club Agrigento Osti ha patrocinato questo importante evento, la presentazione di due importanti misure da parte di Invitalia insieme alla sua impresa. Le misure di agevolazione sono Resta Sud e Smart Start, permettono a giovani e anche meno giovani di poter sviluppare o creare un'attività imprenditoriale o professionale o anche una start-up. Sono misure che aiutano o limitano alla desertificazione giovanile che da anni assistiamo nel nostro territorio. Inoltre questo naturalmente si traduce in un miglioramento della comunità alla quale miriamo noi.